contributo d'accesso. Dopo le polemiche scoppiate la scorsa estate, il caso finisce in procura e ora si indaga per truffa aggravata. Prognosi tra i 30 e i 40 giorni per il barista picchiato dai borseggiatori a Venezia per aver salvato alcuni turisti dal furto. Il giovane non molla: non potevo girarmi dall'altra parte, rifarei tutto. Ennesimo furto nella Marca con un ragazzo di 22 anni che ha rincorso i ladri minacciandoli con un bastone. Il suo racconto: ho temuto il peggio, pensavo fossero armati. A Roma questa mattina la Camera ardente per Amar Kudin, il poliziotto trevigiano che ha perso la vita nel tragico schianto tra le volanti. Domani la stessa cerimonia nel capoluogo della Marca, prima dei funerali di sabato allo stadio di Paese. Reati da codice rosso nel Vicentino, il trend è in aumento, ma cresce anche il numero delle denunce in vista della giornata contro la violenza sulle donne, il punto dei carabinieri. Topi a scuola, bagni indecenti, laboratori chiusi. 300 studenti hanno scioperato davanti ai cancelli di 2 istituti superiori di Cittadella, il Meucci e il liceo artistico Fanoli. Festa della Madonna della Salute, migliaia di fedeli da tutto il Veneto a Venezia per la messa solenne presieduta dal patriarca, che ha puntato l'accento sul disagio di uomini e giovani, indicando la via per una società diversa. Buonasera, ben ritrovati. Eccoci con l'edizione regionale, l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. E dunque il Comune di Venezia si schiera contro i furbetti del contributo d'accesso, perché dopo le polemiche scoppiate la scorsa estate il caso è finito in procura. Si indaga infatti per truffa aggravata. Truffa ai danni del Comune di Venezia nei confronti di chi ha aggirato o aiutato a farlo l'obbligo di registrazione per accedere in città nelle 29 giornate di avvio della prima sperimentazione del contributo d'accesso. L'accusa è stata mossa da Cafarsetti e ora la procura indagherà sui furbetti con l'ipotesi di reato di truffa aggravata. La vicenda risale alla scorsa estate, quando una deriva penale era stata paventata dagli assessori comunali nei confronti di chi invitava pubblicamente a disobbedire al regolamento, al punto da spacciarsi genericamente per amici dei visitatori pur di far loro ottenere un'esenzione. Tra questi c'era Alessandro Toni, che aveva addirittura aperto un sito. Ho aperto questo sito che è nocda.com, in cui appunto vogliamo offrire la nostra amicizia di veneziani e invitare i nostri amici con cui condividiamo l'idea di una città aperta e non chiusa da un biglietto senza gabelle medievali, per poter entrare in città senza dover appunto pagare nessun contributo. Il Comune ha affidato l'incarico all'avvocato Alberto Berardi, specializzato in materia, per la presentazione della querela in procura. L'incarico è di presentare denuncia contro ignoti, perché è impossibile sapere al momento quanti abbiano aggirato la norma. Ed è proprio sul concetto di amicizia che potrebbe giocarsi una battaglia legale, da cui però potrebbero emergere altri aspetti legati al contributo d'accesso, che secondo molti in città non è la scelta migliore per la gestione dei flussi turistici, tantomeno queste accuse in procura, come commenta Michele Boato. Parla di un contributo d'accesso che abbiamo visto è stato del tutto inutile, perché non ha per nulla ridotto il traffico turistico, e fastidioso soprattutto per i residenti, veramente controlli inutili e anche abusivi, fatti spesso in maniera abusiva. Ha portato 1 milione di utili, 1 milione di utili al Comune, quindi è stata un'operazione addirittura finanziaria, altro che di controllo del turismo. Secondo, non c'è nessuna truffa in questa operazione, perché non c'è nessun tornaconto personale. Questo è soltanto un favore fatto a delle persone, ma senza alcun ritorno, anzi è del tutto anonimo la cosa. C'è chi invece, come il professor romano Davide Tutino, ha tentato in ogni modo e ripetutamente di farsi multare per dimostrare in tribunale l'inconsistenza del provvedimento, senza però riuscirci. E una prognosi di oltre 30 giorni per il barista 28enne preso a pugni da un borseggiatore a Venezia per aver sventato un furto. Nonostante le pesanti conseguenze subite, il giovane non ha dubbi, lo rifarei subito, ha detto. E certo che lo rifaccio volentieri, anche, mi mancherebbe. Cioè, il gesto è quello che fa la differenza. Cioè, se ognuno si gira è diverso. Anche adesso, se capita adesso, lo rifarei a occhi chiusi proprio. A occhio chiuso, perché uno già se l'ha. Non ha perso il buon umore e la voglia di scherzare Sadiq Simonetti, ma le conseguenze del pestaggio subito da un borseggiatore che poco prima aveva smascherato mentre tentava di alleggerire una turista sono ben presenti nel suo volto. Ho una microfrattura qua sotto,
morto, l'occhio è infiammato e domani devo ritornare a farmi un altro controllo al chirurgo per vedere cosa succede, se mi aumentano i giorni, i prognosi. Al momento la prognosi oscilla tra i 30 e i 40 giorni. Sadiq, 28 anni, barista in un locale a pochi passi da Piazza San Marco, ha trascorso le ultime ore tra il pronto soccorso e la caserma dei carabinieri per sporgere denuncia. È piena, mega carica di borseggiatori qua a Venezia e noi ci proviamo a diminuire il più possibile, ma questo è il quanto. Un minimo aiuto che posso dare io, non è che posso fare chissà cosa, però vediamo quello che succede. Intanto faccio il mio dovere civico, poi vediamo se forse loro fanno qualcosa, eccetera. Io spero sempre bene. Tale è stata la foga dell'aggressore da fargli perdere il telefonino, che è ora nelle mani degli inquirenti. Sadiq rivive quei momenti concitati. Ho sventato un borseggio, loro sono scappati, sono andato verso il lavoro ma erano davanti a me, si sono girati, mi hanno buttato lo spray e peperoncino in faccia e poi mi hanno tirato i pugni. Addirittura non li ho neanche sentiti perché ero proprio impregnato di spray e peperoncino in faccia, al che dopo ho guardato il video eccetera mi sono reso conto che ne ho presi 3 e vabbè. Sadiq è stato accompagnato da Monica Poli dei cittadini non distratti, che da tempo ha denunciato l'escalation violenta dei borseggiatori a Venezia. C'è stato un episodio simile 20 giorni fa, un mese fa a San Tomà. Hanno aggredito qualcuno? Hanno aggredito un veneziano. Non ha sporto denuncia perché lo so, purtroppo, perché c'è anche il problema che tanti ormai nello sporgere denunce sanno che poi non va avanti. Ennesimo furto invece nella Marca trevigiana con un proprietario di casa, un ragazzo di appena 22 anni che ha rincorso i ladri minacciandoli con un bastone. Dopo 3 volte che li ho intimati di fermarsi, non si sono fermati, io stavo per colpirlo con appunto questo bastone, questo ferro, e il collega che era già fuori dalla recinzione mi ha puntato la torcia in faccia. Io ho avuto un po' una reazione possiamo definirlo anche panico, mi sono immobilizzato. La torcia puntata addosso, dritta negli occhi, così da stordirlo e disorientarlo. Questo lo stratagemma che un ladro ha usato per bloccare Davide Severin, studente all'ITS meccatronico di 22 anni, che accortosi dei malviventi in casa non ha esitato a rincorrerli dopo aver afferrato il bastone delle tende esterne. Sono da poco passate le 6 di sera in via Berto Rossato a Paese, quando 2 uomini a volto scoperto entrano in questa villetta, scavalcando la recinzione, forzando la finestra che dà sul soggiorno. Davide rientra quando la coppia criminale è al piano superiore, nell'area notte, intenta a rovistare. È in questo momento che il giovane giocatore di rugby inizia a urlare e inveire con i 2 che si calano dal balcone. Il faccia a faccia in giardino, da un lato quindi il 22enne pronto a scagliare il bastone contro il delinquente, dall'altro il compagno di quest'ultimo che lo abbaglia con la pila nel tentativo di prendere tempo. Mentre io ero immobilizzato, il ragazzo che stava appunto per essere colpito ha scavalcato la recinzione e poi sono fuggiti lungo la stradina. In quelle frazioni di secondo nella testa di Davide si fa strada un pensiero, un terribile sospetto. Io avevo un coltellino nel bagno di sopra dove loro erano, che usavo per togliere i capelli dal pettine, e pensavo insomma se lo fossero preso come arma, e il mio primo pensiero è stato sì, se loro se lo sono presi non è proprio una cosa simpatica da trovarselo addosso o piantato da qualche parte. Diciamo di sì, appunto che ho pensato al peggio. Vengono poi allertati i carabinieri. I ladri con accento dell'est si danno la fuga, ad attenderli forse l'auto di un complice. Da casa mancano un piccolo anello in oro della mamma e 200 euro che Davide aveva ricevuto da pochi giorni come regalo di compleanno. Stai facendo una violazione, sono libero di fare quello che voglio quando sei in casa mia. La rabbia di non potersi difendere, di non poter essere padroni di casa propria, e che queste persone insomma possano fare liberamente quello che vogliono senza minime ripercussioni. E un 25enne marocchino destinatario di un provvedimento di espulsione è stato arrestato dai carabinieri di Verona per aver aggredito e rapinato del telefono un 67enne romeno volontario di un'associazione benefica ai mercatini di Natale di via Pallone. In aiuto della vittima è intervenuto un 31enne veronese che aveva assistito alla scena. La rabbia del rapinatore si è rivolta quindi contro il giovane che è stato spinto e fatto cadere, a cui l'aggressore ha provato a rubare il borsello che portava a tracolla. Dopo un breve parapiglia il
malvivente si è allontanato venendo raggiunto a poca distanza da 2 carabinieri in borghese, liberi dal servizio, richiamato dalle grida delle vittime. Solo con l'ausilio di 2 pattuglie dei carabinieri arrivati di supporto hanno permesso di bloccare l'uomo che ha colpito con pugni, calci, spintoni i militari, sputando anche loro addosso. L'arrestato ha continuato a dare incandescenze anche in caserma. E questa mattina a Roma, invece, all'interno della caserma Maurizio Giglio, sede del reparto volanti della Questura, è stata aperta la Camera Ardente per dare l'ultimo saluto ad Amar Kudin, l'agente scelto in servizio al commissariato Primavalle, morto lunedì nel tragico scontro tra 2 auto della polizia mentre stava accompagnando in ufficio per l'identificazione un uomo fermato con arnesi da scasso. La famiglia di Amar, giunta da Paese, da Treviso, accompagnata dal questore Alessandra Simone, ha ricevuto la vicinanza del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, del capo della Polizia Vittorio Pisani e del questore di Roma Roberto Massucci. Molti i colleghi, gli amici e gli ex compagni del rugby presenti, oltre a centinaia di cittadini. Le sirene delle Pantere hanno risuonato nel piazzale della caserma per accompagnare il passaggio della salma, che è rientrata nel pomeriggio a Treviso, perché domani dalle 8:30 nella casa funeraria di Viale Felicent ci sarà l'omaggio della città, della sua città Treviso, per la Camera Ardente, e sabato alle 10 al campo da rugby di Paese i funerali. Si è presentata davanti al magistrato ma non ha parlato la dottoressa indagata per la morte di Eleonora, la studentessa travolta in bicicletta a Sant'Angelo di Piove. Si è avvalsa della facoltà di non rispondere davanti al magistrato la dottoressa indagata dopo la morte di Eleonora Chinello, la studentessa 14enne travolta da un'auto a Sant'Angelo di Piove di Sacco mentre andava a scuola. Ha scelto dunque di rimanere in silenzio senza raccontare al PM la sua versione dei fatti, ma senza conoscere ancora i contenuti delle relazioni tecniche. La mattina del 28 ottobre l'incidente e poi l'esposto di 2 infermiere dell'ULSS 6 e della Croce Verde, nel quale si riportava che il medico, arrivato sul posto con il SUEM, avrebbe detto alle 2 soccorritrici di intervenire, mentre la dottoressa si sarebbe tenuta lontano dalla scena dell'incidente, e così è stata iscritta nel registro degli indagati per rifiuto di atti d'ufficio e interruzione di servizio di pubblica necessità. Un quadro che per la dottoressa, 62enne, potrebbe anche peggiorare quando sarà noto l'esito dell'autopsia sulla vittima. A cercare di fare chiarezza sull'accaduto ci sono anche le relazioni commissionate dal Tribunale a 2 esperti per capire come mai le 2 infermiere siano intervenute da sole, nonostante sul posto ci fosse il medico che lavora per una società che fornisce servizi a strutture sanitarie in Italia, compreso il SUEM 118. Ha fatto tutto quello che poteva. La ragazza poteva essere salvata o le sue condizioni erano già troppo gravi? La risposta arriverà nelle prossime settimane. Reati da codice rosso. Nel Vicentino il trend è in aumento, ma cresce anche il numero delle denunce. Oggi, in vista della giornata contro la violenza sulle donne, nel Comando Provinciale dei Carabinieri è stato fatto il punto. Allarme da codice rosso. Nel Vicentino è in aumento la violenza di genere. Sono i carabinieri a tracciare la situazione degli ultimi anni. 1.007 i reati gestiti nel 2021, di più nel 2022, quando i casi sono saliti a 1.075, per poi calare a 1.041 nel 2023. Quest'anno a fine ottobre sono 897 le chiamate arrivate al 112 per reati da codice rosso. Una media di 90 al mese, quindi più di quelle dell'anno scorso. Ma sono in crescita anche le denunce, 56 al mese nel 2023, 66 nel 2024. Aumentano i reati denunciati, questa è la chiave da dare, nel senso che il dato va interpretato fortunatamente anche in maniera positiva, con una maggiore consapevolezza ovviamente della possibilità di denunciare, una maggiore consapevolezza a livello sociale, però è chiaro che questo è un cammino, un percorso che va fatto da tanti protagonisti. Penso sicuramente a una rete che oltre ai carabinieri e le forze di polizia vede la magistratura, le associazioni ovviamente contro la violenza, la sanità, ma deve partire anche dalla famiglia, dalle scuole, perché va infuso appunto il seme del rispetto.
Quest'anno in particolare il reato da codice rosso più denunciato è quello di maltrattamenti in famiglia, con 361 segnalazioni, a cui seguono 183 casi di lesioni personali, quindi violenza, e 163 casi di atti persecutori o stalking. Dobbiamo sempre pensare a chi in questo momento ha ancora dentro di sé il dubbio se rivolgersi o meno ai carabinieri. La risposta è: trovate il coraggio, perché è l'unica chiave per mettere in moto la macchina della giustizia e per assistervi. Non tollerare ogni tipo di violenza, perché potrebbe dare vita a un'escalation che non si può prevedere. Un topo a scuola, bagni indecenti, laboratori chiusi, 300 studenti hanno scioperato davanti ai cancelli di 2 istituti superiori di Cittadella. Aumentano i crolli, dimezzano i fondi, la scuola del merito e la scuola del lavoro. Vogliamo una scuola pubblica, sicura e solidale. Compatti e decisi ad avere delle risposte perché la loro scuola fa acqua. Erano in 300 davanti ai cancelli gli studenti dell'Istituto Tecnico Meucci e del Liceo Artistico Fanoli di Cittadella per chiedere che al più presto si faccia qualcosa. Abbiamo una situazione abbastanza disastrata, diciamo, e piove dentro e abbiamo anche topi che girano nelle aule, nei bagni specialmente. I bagni sono inagibili per la maggior parte, quindi mancano tavolette ad esempio, gli scarichi sono rotti. Ci sono finestre che cadono al Fanoli perché non sono messe in sicurezza, luci che negli ultimi anni sono proprio cadute e grazie a Dio non si è mai fatto male a nessuno, però il rischio c'è. Tra gli ospiti indesiderati anche questo topolino. No, ma dai. Meucci qualità. Noi ne parliamo sia con i docenti sia col preside, purtroppo anche loro sono in difficoltà perché non è una scelta che dipende esclusivamente da loro, quindi non riescono a muoversi nella totale libertà. In più per dei lavori che hanno mandato ancora dall'anno scorso per rendere il plesso antisismico, adesso siamo in estrema difficoltà con i laboratori sia al Fanoli sia al Meucci ed è problematico perché i ragazzi al quarto anno devono fare stage e non possono fare pratica durante l'anno. Noi anche al Meucci abbiamo la palestra che è inagibile completamente perché dovevano fare delle migliorie sismiche, esatto. Purtroppo i lavori si sono bloccati, non per colpa del preside, del dirigente scolastico, ma proprio per la provincia che ha proprio bloccato i lavori completamente. Chiedono risposte e soprattutto chiedono di poter parlare con qualcuno. Abbiamo tanti dubbi e poche risposte perché ci dicessero qualcosa, invece ci lasciano veramente così appesi senza dirci cosa succede, cosa succederà, cosa si può fare. Data la situazione meteorologica attesa sul territorio regionale, il centro funzionale decentrato della Regione del Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per vento forte e per nevicate da riconfigurare a livello locale in fase operativa di preallarme o allarme a seconda dell'intensità del vento dalla mezzanotte alle 16 di domani su zone montane e localmente su quelle pedemontane. Le previsioni meteo indicano infatti per domani fino al pomeriggio venti da nord a tratti forti in quota con possibili raffiche di föhn anche forti in alcune valli e localmente sulle zone pedemontane, specie centro-occidentali. Per oggi invece parliamo della festa della Madonna della Salute, una delle più amate a Venezia e in Veneto. Venezia ha rinnovato quest'anno il voto e il pellegrinaggio della città e dei veneziani alla Basilica della Madonna della Salute, la festa più amata. Il momento culminante che abbina spiritualità ma anche tradizione e festa popolare, messa a pontificare questa mattina presieduta dal Patriarca di Venezia Monsignor Francesco Moraglia, concelebrata da tutto il presbiterio della diocesi e dall'Arciparca di Costantinopoli, che vi abbiamo trasmesso in diretta. Il Patriarca Francesco, guardando all'esempio della Vergine Maria, ha ricordato come questa solennità ci interroghi per il presente. Ieri sera c'erano più di 1000 giovani e si sono confrontati con un tema che è quello proprio di dare un senso alla vita al di là del fatto che la vita sia un'esistenza biologica. La Basilica della Salute, casa di tutti i veneziani. La Serenissima indisse una preghiera solenne e fece un voto. Il voto è questa magnifica basilica.
è la nostra casa di famiglia. Dove c'è la madre, là c'è la famiglia. La donna ha una funzione particolare nel momento dell'accoglienza. E potremmo dire che oggi allora è un tempo che dobbiamo declinare di più al femminile e meno al maschile. Presenti alla celebrazione le autorità cittadine, questore, prefetto, comandante della polizia locale. Con il sindaco Brugnaro impegnato a Torino alla riunione dei sindaci è stato l'assessore Simone Venturini a rappresentare la città. Cosa è rimasto più nel cuore del suo messaggio di questa mattina? Mi ha colpito molto il passaggio sul male di vivere che alcuni nostri ragazzi vedono e vivono, cioè l'idea di non ridurre la nostra vita alla mera esistenza biologica ma dare un senso. È bello che ieri in questa chiesa c'erano 1000 ragazzi giovanissimi della pastorale giovanile che hanno incontrato il patriarca e hanno riflettuto sull'importanza di dare un senso alla vita. Era l'ultimo servizio per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Adesso le previsioni del tempo, a seguire l'edizione di Venezia. Arrivederci.